Buongiorno e ben ritrovati con una nuova edizione del TG Flash di New Sicilia. In apertura ergastolo per chi uccide, questa è la scritta di un cartello apparso davanti al pub di Palermo dove è stato ucciso il 21enne Paolo Taormina. Cittadini e amici hanno lasciato fiori e messaggi in via Roma trasformando il luogo del delitto in un punto di protesta e memoria collettiva. Sequestrati 15.000 prodotti di Halloween contraffatti in un negozio a Castellammare del Golfo, nel Trapanese. Tra la merce, decorazioni e gadget privi di etichette in italiano, per il titolare è scattata una sanzione da oltre 25.000 euro. Furto al cimitero di Campobello di Licata, dove ignoti hanno portato via 3 tombini e la copertura di una caditoia. A denunciare l'accaduto è stato il sindaco Vito Terrana, mentre i carabinieri indagano analizzando le immagini di videosorveglianza. Si esercitava al tiro in campagna con un fucile clandestino, ma è stato sorpreso dai carabinieri. Arrestato un quarantenne pregiudicato a Ramacca, l'arma con matricola Brasa è stata sequestrata, per lui disposti domiciliari. E in chiusura i clienti ordinavano la droga via chat e indicavano al pusher il luogo della consegna. Con questo sistema un 58enne catanese gestiva la sua attività di spaccio fino all'arresto da parte della Polizia di Stato. Nel borsello gli agenti hanno trovato cocaina, crack, marijuana e 540 euro in contanti. Per questa edizione è tutto, prossimo appuntamento alle 19:30. Buona giornata!